benvenuti al Museo Parche di Genoni. Oggi parleremo di un argomento molto particolare, riguarda l'evoluzione dell'uomo. È un argomento un po' dibattuto ultimamente perché sono state fatte varie scoperte molto importanti. Noi però per parlare della nostra storia, della nostra evoluzione, dobbiamo tornare indietro di circa 6 milioni di anni. Questa è una data molto importante perché 6 milioni di anni fa succede un fatto molto particolare, cioè da un antenato in comune che ancora non conosciamo si separa da una parte l'uomo e dall'altra parte le scimmie. Quindi il vecchio schema che siamo abituati molto spesso a vedere anche in certi libri, che è questo qui, dove appunto vediamo il cammino evolutivo dalla scimmia verso l'uomo, ormai è diventato vecchio, quindi non lo dovremo più tenere in considerazione. Anche perché se questo fosse vero oggi non vedremo più le scimmie, perché noi saremmo la diretta conseguenza evolutiva. Ultimamente però appunto le scoperte ci hanno mostrato delle cose molto strane, molto particolari. Innanzitutto noi appunto dobbiamo concentrare il nostro discorso 6 milioni di anni fa in Africa, perché è nato tutto lì. Dopo che c'è stata questa suddivisione, quindi da una parte quelli che saranno diventati gli uomini, dall'altra parte le scimmie, noi adesso ci concentriamo sul ramo dell'uomo, vediamo che ci sono tante scoperte che in qualche modo non costituiscono una linea, ma quello che viene chiamato dagli studiosi un cespuglio, cioè una ramificazione, un po' come questo che vedete, dove non c'è una linea continua evolutiva, ma tanti rami, dove alla fine del percorso evolutivo ci siamo noi, come Homo sapiens. Quindi, dopo 6 milioni di anni, cosa succede? Succede che il ramo dell'uomo è costituito alla base dagli australopitechi. Cosa sono? Chi sono questi australopitechi? Non sono altro che possiamo considerare delle scimmie ancora, anzi se sono anche considerati gli ominidi, alti circa 1,5 metri, grosso modo, e avevano già però sviluppato la capacità di camminare in piedi, anche se avevano bisogno per le loro attività di vita quotidiana continuare ad arrampicarsi negli alberi, soprattutto perché questi australopitechi non erano dei predatori, dei cacciatori, ma erano a loro volta delle prede, quindi dovevano anche scappare da felini che all'epoca in Africa erano forse i loro predatori maggiori. Cosa succede? Se arriviamo quindi da 6 milioni a circa 3 milioni di anni con questi australopitechi che sono un po' in tutta l'Africa. Sempre in questo ramo degli australopitechi poi a un certo punto c'è un'altra piccola divisione, compare il genere Homo. E il genere Homo qui sarà un tassello fondamentale della nostra evoluzione, perché succederà un fatto importantissimo. Cosa vuol dire? Che fino adesso il nostro discorso si è basato solo nell'Africa, ma con la comparsa del genere Homo, questi ominidi, questi uomini primitivi, si sposteranno nel resto del mondo. Quindi succede quello che viene chiamata il primo esodo fuori dall'Africa. Cosa succede? Che questi ominidi, il primo in assoluto è l'Homo habilis, che appunto, come diceva la parola stessa, è un uomo che inizia a scheggiare le pietre in una maniera molto più curata, anche se c'è da dire che le ultime scoperte ci portano indietro all'uso delle pietre già dall'australopitechi, però erano delle pietre sbozzate dove non si sa esattamente il loro utilizzo, però l'Homo habilis riesce appunto a costruire degli utensili. Cosa succede poi? Che l'Homo habilis inizia pian piano a spostarsi, quindi abbiamo l'uomo che si sposta in tutto il mondo. E che anche qui succedono delle cose particolari, perché tutte le varie discendenze dell'uomo successive dipenderanno un po' da quest'uomo che si spande in tutto il globo. Dopo l'Homo habilis, quindi intorno ai 2 milioni di anni fa, abbiamo la comparsa di un altro ominide molto importante. Soprattutto ci concentriamo nel settore europeo, anche se c'è da dire che l'evoluzione umana verterà anche sul settore dell'Asia. Però in Europa a un certo punto compare un altro ominide, l'Homo heidelbergensis, però anche lui è molto particolare perché non nasce in Europa, ma anche lui nasce dall'Africa, dagli altri australopitechi che in qualche modo erano rimasti lì. Quindi abbiamo in qualche modo una seconda migrazione di questi uomini e in particolare l'Homo heidelbergensis è molto importante perché da lui, una volta che si stabilizzerà in Europa, avremo una discendenza di altri ominidi che sono i Neanderthal, che possiamo considerarli loro dei nostri cugini a tutti gli effetti. I Neanderthal poi sono degli uomini molto particolari. Fino a pochi anni fa li pensavamo come dei cavernicoli. In realtà le ultime scoperte ci fanno capire che loro erano degli uomini
molto simili a noi, soprattutto nei modi di comportarsi. Pensate che erano anche degli artisti, perché sono state scoperte delle pitture rupestri proprio fatte dagli uomini di Neanderthal, quindi dobbiamo abbandonare un po' l'idea del vecchio cavernicolo che se ne andava in giro. Soprattutto poi i Neanderthal sviluppano anche una caccia attiva, quindi sono proprio dei cacciatori veri e propri, vanno in giro, si organizzano, predano per esempio dei mammut oppure altre prede come i rinoceronti, che all'epoca un po' li avremmo potuti trovare in tutta l'Europa. Poi succede un'altra cosa molto importante, però sempre in Africa, circa 300.000 anni fa abbiamo quello che viene considerato il primo sapiens. Il primo sapiens cosa fa? A sua volta anche lui, circa 150.000 anni fa, esce fuori e va a colonizzare l'Europa. Però il nostro caro Homo sapiens, quindi anche noi, quando una volta che arriva in Europa trova i Neanderthal. E qui la faccenda un po' si complica, perché fino a poco tempo fa lo stesso si pensava che l'Homo sapiens fosse una specie a sé, quindi con un suo modo di vita, un suo modo di riprodursi, eccetera. Però ultime scoperte sempre ci hanno fatto notare una cosa molto particolare, che i sapiens in qualche modo mischiavano con i Neanderthal. Quindi cosa succede? Noi, nel nostro genoma, proprio sono scoperte recentissime, abbiamo una traccia del 2-3% degli uomini di Neanderthal. Quindi sono stati appunto trovati dei casi di ibridazione, quindi femmine di Neanderthal si accoppiavano con maschi sapiens e viceversa. Succede una cosa però particolare che ancora non è molto chiara. Circa 40.000 anni fa i Neanderthal scompaiono. Non sappiamo se siamo stati noi sapiens a cacciarli o a distruggerli in qualche modo, oppure qualche problema, qualche epidemia, questo ancora non si sa. Però fatto sta che il bacino di utenza, quindi l'Europa e tutto il mondo ormai è in mano ai sapiens. Un'altra cosa particolare, una volta che i sapiens hanno mano su tutto il mondo, quindi iniziano a costruire i primi villaggi, i primi insediamenti. Però adesso noi facciamo un piccolo passo indietro e vediamo, perché abbiamo parlato d'Europa, cosa è successo in Sardegna. In Sardegna noi abbiamo tracce di presenza umana di circa 400.000 anni fa, e 400.000 anni fa ancora il sapiens non c'era. Quindi qual era l'uomo che è venuto in Sardegna? Con tutta probabilità doveva essere l'Homo heidelbergensis. Perché diciamo delle tracce? Soprattutto io direi delle tracce indirette, perché noi abbiamo trovato gli oggetti costruiti da questi uomini ma non le loro ossa. Quindi sappiamo che circa 400.000 anni fa nel Paleolitico è venuto un uomo. All'epoca praticamente in Europa c'era solo l'Homo heidelbergensis, quindi probabilmente quest'uomo è arrivato in Sardegna, ha costruito sicuramente qualche villaggio o comunque ha fatto dei piccoli accampamenti, questo non lo sappiamo. Però abbiamo trovato nel nord Sardegna, nella zona dell'Anglona, le tracce littiche, quindi manufatti littici in selce proprio fatti da quest'uomo, datati a circa 400.000 anni fa. Per trovare invece un reperto osseo in Sardegna dobbiamo andare nella zona di Sucurrucu, nella grotta di Sucurrucu, nella zona della grotta Corbeddu, dove appunto lì abbiamo trovato la prima testimonianza ossea di uomo in Sardegna, risale a circa 18.000 anni fa. Quindi quella è proprio, noi se dovessimo dire quando è stata la prima traccia diretta e certa della presenza dell'uomo in Sardegna, dobbiamo fare riferimento a questo piccolo resto osseo trovato nella grotta Corbeddu, vicino a Oliena. E questa è proprio la prima testimonianza. Quindi da 18.000 anni fa in poi abbiamo tutte più o meno le tracce dirette della presenza dell'uomo in Sardegna, fino ad arrivare appunto ai giorni nostri.